Come intercettare e gestire gli acquirenti del mercato estero? Come saper vagliare gli annunci immobiliari dal mondo? Quali immobili nella nostra regione interessano la clientela straniera? Chi sono gli acquirenti e da dove provengono le richieste e i numeri delle vendite di oggi? Appuntamento in Confindustria per dare una risposta a questi 4 interrogativi, protagonisti gli agenti di FIAIP Sardegna, la Federazione degli Agenti Immobiliari e Professionali, che si preparano ad affrontare una fascia di mercato e di clientela in continua crescita per motivi turistici, residenziali e di investimento. Nell'ultimo anno a Cagliari, con Torino e Firenze, ha fatto registrare una domanda in crescita del 6%, a fronte di una media nazionale del più 2%. Grazie a questa fantastica regione, a questa fantastica terra, sì, oggi è una grandissima opportunità per presentare quello che è l'aspetto internazionale a livello immobiliare per poi calarci nella realtà della regione Sardegna. Diciamo che da un punto di vista di settore immobiliare a livello internazionale il focus è stato fatto soprattutto sulla direttiva energetica. FIAIP si è impegnata sia a livello istituzionale italiano che a livello internazionale per consigliare e cambiare quella che era la proposta di legge, dove un efficientamento energetico degli immobili avrebbe creato in modo coercitivo una spesa per unità immobiliare nell'ordine dei 60.000 euro. Fortunatamente col trilogo del 12 ottobre questa proposta di legge si è arenata, ci sono state delle modifiche importanti e pertanto saranno gli Stati a poter delegare e legiferare su determinate specifiche. Presidente, un'altra giornata fondamentale per la formazione e per l'aggiornamento, in questo caso un aggiornamento nazionale e internazionale che vede protagonista la Sardegna. Sì, la Sardegna protagonista per quanto riguarda il mercato appunto internazionale, abbiamo tantissima clientela straniera che acquista soprattutto immobili al mare. E per questo abbiamo ritenuto opportuno, non solo per i colleghi FIAIP ma per tutti i colleghi agenti immobiliari, organizzare questa giornata formativa.